Allora, eccoci qui con gli ospiti in studio, Ester Solamè, Fratelli d'Italia, buongiorno, e Cristian Sergo, Movimento 5 Stelle, buongiorno. Allora, partiamo proprio da questo, sulla sicurezza. Il servizio che abbiamo visto si chiude proprio con la locandina di quello che doveva essere un corteo, non sarà più un corteo, ma sarà un sit-in. Andiamo a vedere il titolo del Messaggero, lo leggiamo insieme e poi iniziamo a commentare. Allora, sicurezza e scontro sul sit-in, oggi alle 21 in Piazza Libertà la manifestazione è nata come un corteo che il questore ha stoppato. Il centrodestra critica politica legittima, il centrosinistra risponde Lega e Fratelli d'Italia creano un clima pericoloso. Allora, chiediamo prima al Movimento 5 Stelle cosa ne pensa, visto che non è tra questi partiti che si stanno, però ovviamente anche il Movimento 5 Stelle avrà la sua posizione su questo tema, no Sergo? Non siamo di centrodestra, no? questo mi pare palese. L'avevamo capito. Ma infatti per quello. Ma posizione, allora ci sono vari livelli, no? Perché si dovrebbe partire dal discorso sicurezza, dal discorso della necessità di fare una manifestazione, se secondo lei c'è oppure no. Poi vediamo il livello dell'autorizzazione e della modifica che è stata richiesta. Dal mio punto di vista manifestare è sempre legittimo, come c'è scritto lì, la critica ovviamente deve essere... Fatto salvo il diritto a manifestare, se insomma, ci mancherebbe. C'è bisogno Ora di una poi è chiaro, sono successi vari episodi in città, ma è inevitabile, ma sono anni che succedono, perché poi non è che è una cosa che avviene nelle ultime 2 settimane, allora dici, boh, adesso manifestiamo perché non ne possiamo più. Sono cose che succedono, anche episodi simili a quello che avete appena mostrato su Viale Palmanova, sicuramente, possono succedere anche tra italiani queste cose, perché la signora descriveva molto bene che i protagonisti potevano essere di origine nordafricana, ma voglio dire, sono cose che non dovrebbero succedere in una società civile. Noi continuiamo a ribadire che oltre al problema della sicurezza, le varie soluzioni che si possono trovare, sentivo parlare anche dei nostri parcheggi sotterranei, benissimo, quelli dovrebbero essere i più presidiati al mondo con le telecamere e anche con personale che poi dovrebbe garantire eventualmente la sicurezza in quelle strutture, quindi sinceramente io sarei più portato ad andare lì a parcheggiare che non in altre zone, diciamo, della città. Se così non è, evidentemente c'è una percezione da parte degli utenti. Sarebbe anche il caso che magari la questura ci dicesse quante denunce per furto ci sono state all'interno di quei parcheggi di strutture. Sicuramente sarà successo qualcosa, se si dice, ma bisogna sempre vedere poi il rapporto tra il numero effettivo dei reati e quella che è la situazione reale, perché ripeto, un conto è la percezione e il fatto che i social enfatizzino cose che sono sempre esistite quando la gente non aveva il cellulare ovviamente in mano per poter testimoniare come avviene di fatto adesso, come anche il post della signora, probabilmente 5 anni fa se vedeva la stessa cosa non lo sapeva nessuno. Adesso invece con un post su Facebook ovviamente c'è il servizio sulla televisione, ci saranno i servizi giornalistici dappertutto, certo. E quindi è completamente diversa la questione. Sono cambiati i tempi. Sono cambiati i tempi, ma ovviamente bisogna cambiare anche la politica, se vogliamo, da questo punto di vista. Sono cambiati i tempi, è cambiata anche l'amministrazione. Ma non è cambiata l'amministrazione. Però, no, perché... nel senso no, guardi, non vorrei essere frainteso, però, nel senso che chi protesta adesso... Sì, all'epoca, 5 anni fa, quando lei faceva riferimento era al governo della città. Se vogliamo metterla direttamente dal punto di vista politico, io dico solo una cosa. Adesso mi fa piacere che il centrodestra polemizzi col prefetto, che è l'esponente del governo in città, no? E anche in regione ovviamente. Ma sentivo parlare anche della mancata sicurezza del Parco Moretti. No? Però non andiamo, Parco Moretti di Udine, no, faccio gli esempi, perché Parco Moretti di Udine è a 30 metri dalla questura di Viale Venezia. Questo si affaccia lì. Allora, se abbiamo un problema di sicurezza del Parco Moretti di Udine, vuol dire che in città abbiamo più di un problema di sicurezza. Allora, Ester Solamè, il questore che è finito un po' nella bagarre, insomma, della polemica, per aver chiesto la modifica di questo corteo che diventa un sit-in, questo è uno dei motivi di... Sì, infatti noi per doveroso rispetto istituzionale nei confronti del questore,
perché per quanto riguarda la posizione dei Fratelli d'Italia, noi le istituzioni non le sfidiamo. Le istituzioni si possono stimolare, si possono criticare, ma non si sfidano. Questo per dire che appunto l'atteggiamento che ha avuto l'organizzatore ha avuto toni e modi che noi non condividiamo, ma su questo poi aprirò un'altra parentesi. Allora, l'ordinanza del questore contiene un passaggio che merita un approfondimento e noi, ripeto, con doveroso rispetto istituzionale chiederemo un incontro per avere l'interpretazione autentica da parte del questore, perché vorremmo la sua interpretazione, perché si presta altrimenti ad altre interpretazioni che potrebbero essere piuttosto, come posso dire, un po' pericolose, nel senso dichiarare in un'ordinanza che tra le motivazioni della trasformazione da camminata a sit-in c'è anche la critica politica mossa alla giunta e all'amministrazione all'amministrazione comunale. Sì, no, per carità di Dio, amministrazione comunale, ecco, l'opposizione fa l'opposizione, qualunque essa sia, così come è legittima l'opposizione del centro-sinistra al governo di centrodestra nazionale, così deve essere legittima l'opposizione della minoranza di centrodestra nell'amministrazione comunale, quindi non può essere considerato fonte di pericolo per l'ordine pubblico la critica della minoranza in consiglio comunale all'amministrazione comunale. Né tantomeno il riferimento a enti o non istituzioni, insomma, di matrice ideologica di destra. Cosa vuol dire? Allora, iniziamo a vedere anche la violenza reale e non su Facebook, perché stiamo parlando di post sui social. Qualche post su Facebook pochino sopra le righe, certo, può aver acceso il campanello d'allarme del questore. Sì, ma se allora... Perché credo che a quello si riferisse quando parlava di critica. Certo, non certo al dibattto in consiglio comunale o nella dialettica politica. Per quello sarebbe molto grave, naturalmente. Per quello è necessaria... Significa non riconoscere il diritto di una opposizione certo, è il pilastro dell'ordinamento democratico. Però, solo per concludere, per quello secondo me è necessaria un'interpretazione autentica da parte del questore, in maniera tale che nessuno gli metta in bocca parole che non ha detto e pensieri che non ha pensato. Però se decidiamo di immergersi in quel mare magnum, in quello sfogatoio che sono i social, allora dobbiamo metterci i guanti e gli stivaloni e andare a vedere le minacce di morte costante alle Meloni. Altra cosa, ci ricordiamo quello che ha detto il primo dei non eletti di AVS a Udine, Mr. Coffee Bonsu, quando ha organizzato la manifestazione degli stranieri contro la questura per il trattamento che ricevono le liste sicuramente irrispettose dinanzi alla questura. Dritto dinanzi alle telecamere dichiarò con sguardo truce: la prima volta abbiamo manifestato pacificamente, la seconda forse, la terza no. Era una minaccia. Quella volta la sinistra si dissociò, però disse ma l'esasperazione porta a questo. Allora penso che la stessa giustificazione possa essere utilizzata nei confronti di un padre di famiglia e di tanti udinesi che sono esasperati da una situazione di sicurezza che non è, come dice il consigliere Sergo, una questione di percezione, cioè dobbiamo andare oltre. Lo stesso sindaco, cioè tutti riconosciamo oramai che non è una questione di percezione, è una questione reale che effettivamente crea una sensazione reale, ripeto, di insicurezza. Quello che ha detto la collega Colosetti, Vanessa Colosetti è appunto una stimata collega, non è il post su Facebook, è vero, ma voi lo sapete che anche la titolare del bar che c'era in Largo Ospedale Vecchio, quindi di fronte al tribunale, ha chiuso e ha dichiarato più volte che aveva paura, alle 5 chiudeva il bar, che a volte doveva fare il giro molto largo per arrivare alla macchina parcheggiata nel parcheggio del tribunale, dove molte donne si sentivano insicure e dovevano venire accompagnate. Al Magrini la scorsa
settimana abbiamo visto quello che è successo ad una abbonata a cui è stata completamente vandalizzata l'auto con un tentativo di furto che non è riuscito soltanto perché la macchina non aveva più la batteria. Quindi, ripeto, non è percezione, è realtà di una situazione che sta davvero sfuggendo di mano e pertanto... Intanto volevo aggiornare sull'incidente che purtroppo si è verificato fra Treppo Grande e Buia. Uno scuolabus con 30 bambini a bordo si è scontrato con un'auto, ci sarebbe una bambina trasportata in elicottero in ospedale. Vi daremo maggiori aggiornamenti, come detto siamo sempre in attesa di poterci collegare con Omar Costantini che sta tentando di raggiungere il prima possibile il luogo di questo incidente. C'è una telefonata in linea, sentiamo chi è con noi. Pronto? Sì, buongiorno, io sono Adriana. Buongiorno. E io sono molto sensibile all'argomento di quello che succede a Udine e nel nostro Friuli. Non possiamo minimizzare sempre quello che sta accadendo sul nostro territorio. Signor Sergo, minimizzare vuol dire che noi già adesso non riusciamo a controllare, fra un po' noi saremo cacciati, perché loro girano armati. Noi non possiamo armarci perché purtroppo le nostre regole sono queste. Allora poi, volete pensare a quello che può succedere se avete delle figlie, non so, anche a noi che siamo un po' più anziani. Ecco, un'altra cosa, se si continua così arriveremo come sono in Francia, che sono i ghetti ormai, no, dedicati a queste persone. Io vorrei tornare a vivere tranquillamente, che vengano pure se vogliono lavorare, ma con i documenti in regola, con un posto di lavoro già garantito, e tutto questo rientra nella normalità. Quello che c'è adesso di normale non c'è niente. Poi aggiungo che per la manifestazione di questa sera, mi pare che sento parlare, io come cittadina mi chiedo come mai viene negato di fare questo percorso ai cittadini del Friuli che dicono noi siamo esasperati perché vedete che Udine sta morendo, stanno chiudendo i negozi e se chiudono i negozi si chiude la vita. Allora dico, come mai viene negato di fare questo percorso quando abbiamo queste persone senza i documenti che girano e scorazzano dappertutto a qualsiasi ora e quelli possono farlo? Non fanno manifestazioni, fanno altro questi. Ecco, mi chiedo come mai il prefetto o il questore non permetta di fare questo percorso a noi cittadini di questo Friuli. Ecco, se volete darmi una risposta, ascolto, grazie. Sì, stavamo parlando proprio di quello, c'è da dire che Sergo, poi le lascio rispondere alla signora Adriana, da altri ambienti del centro-sinistra in questo caso, che sono stati qui in studio, è arrivata, come dire, è stato stigmatizzato il fatto che non si possa fare il corteo, quindi da questo punto di vista pare che sul corteo siano tutti d'accordo che probabilmente andava autorizzato, perché tra l'altro c'è anche una storia ad Udine di cortei su situazioni anche un pochino più di tensione in questo momento, tipo la Palestina con la partita Italia-Israele, e ci sarà probabilmente un'altra manifestazione, non è successo nulla appunto, proprio per quello forse si poteva evitare di contribuire ad alimentare ulteriori tensioni facendoli sfilare, basta, anche perché immagino che nessuno sarebbe andato con bastoni e con i black bloc, quindi sarebbe stata una manifestazione pacifica, quindi su questo tutti mi sembra siano d'accordo, e quindi io le chiedo però se lei è d'accordo su questa linea che un po' tutto il centro-sinistra ha abbracciato. Come detto, l'ho detto all'inizio, ho detto che è legittimo ovviamente e dovrebbe essere legittimo manifestare, poi nelle forme chiaramente pacifiche, civili, tutto quello che può prevedere una manifestazione. Se il questore, che ripeto non è diciamo un esponente del comune, non è un esponente del centro-sinistra, non il sindaco,
prefetto forse sì, come autorità superiore, però la dipende dal Ministero degli Interni. Però, insomma, non mi pare che il Ministero degli Interni in questo momento sia di sinistra e abbia potuto decidere in favore dell'amministrazione comunale di evitare il corteo per chissà quali motivi. Se il questore ha deciso così, io prima volevo fare una precisazione. Il corteo non parte dalle forze politiche presenti in Consiglio Comunale di minoranza, parte da un'associazione che è diversa, almeno dovrebbe essere diversa, che sia un cittadino, vabbè, era Udine Sicura all'inizio, per cui sarà stato comunque un gruppo, chiamiamolo così, se non è un'associazione, ma è un'associazione. Quindi non è una manifestazione politica, no? Come diceva la signora prima, sono cittadini che volevano manifestare. Quindi il fatto che il questore abbia preso determinate posizioni, credo che non le abbia prese contro i partiti che sono all'opposizione. Autentica, però poi, è una frase che si lascia interpretare. Sulle ideologie di destra e sinistra, quello che ha scritto, vabbè, lo scriverà lui, avrete il vostro incontro, lo vedrete voi, vi spiegherà i motivi per cui all'interno di quei post si iniziava a dire facciamo le spedizioni punitive, andiamo a spaccare questo e quell'altro. Un questore evidentemente ha messo le mani avanti, ha detto prima di portare 1000 persone che magari neanche ho alle forze dell'ordine, perché eravamo qui il 13 agosto quando dicevo che le forze dell'ordine a Udine si vedono solo per la finale di Supercoppa, no? Ecco, evidentemente per quelle occasioni si trovano le forze dell'ordine, per le altre occasioni, e l'ho sempre detto, non ci sono mai abbastanza forze dell'ordine, perché ripeto, a situazioni dove da 50 metri si vedono degrado, un cittadino magari segnala qualcosa, si trovano panetti dentro le recinzioni e quant'altro, tutto quello che può essere al Parco Moretti, se non riusciamo a presidiare quel territorio, come pensiamo di presidiare una città di 100.000 abitanti? E questo non è colpa del sindaco, cioè che sia chiaro, la sicurezza pubblica ovviamente dipende dal Ministero degli Interni, dalla Polizia, dai Carabinieri, da tutti quanti. Dopo la pubblicità, sì. Allora vi aggiorno ancora, l'elisoccorso sta tornando di nuovo sul posto dove c'è stato l'incidente di questa mattina. Noi contiamo davvero di potervi dare delle informazioni più precise tra poco. 30 bambini coinvolti su uno scuolabus, speriamo davvero che non ci siano feriti gravi in uno scontro che è avvenuto fra Treppo Grande e Buia. Lo scuolabus è scontrato con un'auto e purtroppo insomma, senz'altro ci sono dei feriti. Speriamo di potervi dare però buone notizie a breve. Andiamo un attimo in pubblicità. Eccoci qui, allora sarebbero 3 i feriti, 2 bambini e un insegnante, e dalle prime notizie sappiamo che tutte le altre persone sono riuscite a lasciare il mezzo autonomamente, quindi la situazione dovrebbe essere abbastanza chiara in questo momento. Tra un attimo avremo in collegamento telefonico il sindaco di Treppo Grande, Sara Tosolini, che si trova sul posto. Ci faremo raccontare quello che sta vedendo e quali sono le notizie che le ha di prima mano, visto che si trova sul posto, per capire com'è la situazione. Nel frattempo che il nostro inviato Marco Costantini riesca ad arrivare lì per darci qualche aggiornamento, anche delle immagini in sveglia Friuli, o comunque al più tardi senz'altro ne parleremo e saremo sul posto anche alle 12 in Friuli in diretta. Io vi chiedo un attimo di attesa, chiedo scusa se dobbiamo interrompere il nostro dibattito qui sulle questioni della manifestazione, ma vorrei un attimo, appena siamo pronti con il sindaco Sara Tosolini, appena la regia mi dà l'ok, fare il punto della situazione su questo incidente che è accaduto all'orario in cui lo scuolabus stava portando i bambini nelle classi a scuola, negli istituti scolastici. 30 erano a bordo, il bus si è scontrato ad un incrocio nei pressi del ristorante Benandanti con un'auto e ci sono 3 feriti, 2 bambini e l'autista. A quanto pare uno dei feriti, una bambina, sarebbe stata ritrasportata ad Udine, ma abbiamo anche controllato sulle applicazioni che ci permettono di verificare gli spostamenti degli elicotteri che il mezzo del soccorso
della Sores, l'elisoccorso, è tornato di nuovo lì, speriamo che sia soltanto a titolo precauzionale, ma cercheremo di fare il punto della situazione appena possibile, vediamo se la regia mi dà l'ok, altrimenti proseguiamo col dibattito, poi vi interromperò appena avremo il sindaco di Treppogrande, Sara Tosolini. È occupato, vabbè, chiaramente avrà una marea di telefonate in arrivo e da fare, il primo cittadino di Treppogrande. Dunque ripartiamo da quello che stavamo dicendo, Ester Solamel, sul tema della manifestazione e delle proteste. Sì, io sono totalmente d'accordo con la signora Adriana, nel senso la manifestazione di stasera doveva essere una camminata con un percorso anche che aveva un senso, perché andava a toccare dei punti della città dove quotidianamente si verificano fenomeni di degrado e di spaccio di droga, ecco, ed era una camminata e sarà stasera alla fine un sit-in di udinesi, di famiglie udinesi, con i bambini, con i nipoti, quindi assolutamente pacifica. E se vengono ritenuti pericolosi dei post su Facebook, allora che dire dell'aggressione al giornalista qualche giorno fa a Ronchi dei Legionari, dell'aggressione al docente di Pisa pochi giorni fa soltanto perché si era rifiutato di sventolare la bandiera della Palestina. Che dire dei vari collettivi anarchici, gli antagonisti che caricano le forze della polizia con bombe carta o quant'altro, e quelli non sono post su Facebook, quelle sono aggressioni reali, atti di violenza reali. E poi sorge legittima una domanda leggendo sempre l'ordinanza del questore che dice ritengo di trasformare la manifestazione, la camminata in sit-in perché vi è il timore di non riuscire a garantire la sicurezza. Bene, cioè viene le forze di polizia, il questore ritiene di non avere forze sufficienti a garantire in sicurezza una camminata di famiglie udinesi per le vie di Udine. Allora io mi chiedo come potranno garantire la sicurezza quando Udine sarà invasa il 14 ottobre da tutta la galassia pro-Pal contro la partita Italia-Israele. Per la stessa ragione, quindi è una questione di coerenza, anche quella manifestazione dovrà svolgersi in forma di sit-in, siccome probabilmente saranno in tanti, va bene, bisognerà trovare un posto adatto dove possano svolgere legittimamente, esprimere il loro pensiero contrario alla partita d'Italia-Israele, ma in forma di sit-in, perché se non si è in grado di garantire la sicurezza di una camminata di cittadini udinesi, allora non si è in grado di garantire la manifestazione, ripeto, che sarà di più ampia portata, perché sono mesi che stanno chiamando alle armi, ok? Tutti a protestare contro questa partita. Allora, è una questione di coerenza. Se sono pericolosi, se noi cittadini udinesi veniamo ritenuti pericolosi, figuriamoci una manifestazione che abbiamo visto come, ahimè, sfocia. L'altro giorno l'aggressione a un giornalista, l'aggressione a un docente e quant'altro. Quindi quelle sono dimostrazioni reali, per non parlare, poi mi taccio, di quello che è successo ad una festa dell'unità del PD, non mi ricordo in quale comune, finita in grissa da stranieri col macete. Allora è inutile che dicano che è Lega e Fratelli d'Italia che istigano un clima di insicurezza e un clima d'odio. Noi non istighiamo niente, semplicemente riscontriamo quella che è la realtà. Cioè, la sensazione è che comunque sia stato creato un pericoloso precedente, nel senso che comunque poi il questore potrà fare quello che vuole, autorizzare tutte le manifestazioni di questo mondo, di Dio, o modificarle o non autorizzarle, no, perché le manifestazioni vanno sempre autorizzate, a meno che davvero non ci sia una richiesta di un gruppo di persone facinorosi che dicono andiamo a manifestare con i bastoni direttamente, lì diventa una manifestazione impossibile da autorizzare, ma tutto il resto va autorizzato. Ma se qualcuno parla di spedizioni punitive siamo lì, non so come fate voi le spedizioni punitive. Abbiamo al telefono probabilmente il sindaco di Treppogrande, credo. Pronto? Buongiorno.
Buongiorno Sindaco, allora arrivano già delle notizie che sono abbastanza rassicuranti per quanto riguarda la gravità dei pochi feriti, per fortuna, sul numero delle persone coinvolte. Sarebbero 3 se non andiamo errati, 2 bambini e un adulto, l'autista. Lei che notizie ha lì dal posto? Sì, appena partito il secondo di soccorso sono stati attimi ovviamente di grande preoccupazione per tutta la nostra comunità. Io dico un miracolo perché insomma si è rovesciato il pulmino e per fortuna, come abbiamo detto, solamente 2 casi lievemente di nota. Il resto sono tutti molto spaventati. Tutte ovviamente le squadre, i soccorritori, i volontari sono qui presenti e come sempre stanno gestendo in maniera magistrale la situazione e li ringraziamo veramente di cuore. Si è riuscito più o meno a capire cosa è successo? Sappiamo che è avvenuto il tutto ad un incrocio, quindi è chiaro che la dinamica andrà accertata, ma c'è qualche prima ipotesi che si può fare, che è stata già fatta lì sul posto? Sono giunti sul posto anche i carabinieri, adesso stanno proprio valutando la situazione, cercando di comprendere qual è la dinamica. Quindi per quanto riguarda i feriti risulta che il numero sia corretto, 3, 2 bambini più un adulto che dovrebbe essere l'autista del bus, se non sbaglio. Esatto, e oltre a lui anche l'accompagnatrice. Quindi sono in 4? Esatto. Ok, quindi l'elisoccorso è intervenuto a titolo di precauzione oppure le risulta che ci fossero insomma delle... Il primo è già arrivato all'ospedale, adesso è appena partito il secondo volo. Non ha notizie insomma delle condizioni dei feriti, sono 2 bambini, giusto? Esatto, sono 2 bambini, i genitori sono tutti accorsi ovviamente subito sul posto per dare anche supporto morale ai bambini che hanno vissuto questa brutta esperienza e adesso stanno cercando di capire se portarli insieme al pronto soccorso o se uno vuole andare magari da solo col proprio figlio. Ma dove dovevano andare? In quale scuola? Sono bambini di Treppo? Sì, noi raccogliamo i bambini di Treppo Grande che si dirigono sia alle scuole medie di Buia che all'asilo e alle elementari. Era già stato fatto il trasporto verso le medie e stavano tornando indietro per portare i bambini all'asilo e alle elementari. Quindi bambini piccoli, sì. Va bene, grazie mille Sindaco. A lei, arrivederci, buona giornata. Grazie. Allora, alla regia chiedo la cortesia, appena possibile, farci vedere anche l'immagine della pagina online che ho appena inviato del Messaggero Veneto per far capire, c'è la foto del bus che è praticamente ribaltato su un lato e si è scontrato con un'auto e poi evidentemente la dinamica ha portato ad una cosa del genere che tra un po' appena possibile vedremo. Dicevo di questo precedente insomma, che è stato creato, che è un po' come dire, pericoloso, nel senso che adesso poi autorizza o non autorizza. Io credo che prima di prendere una decisione del genere il questore mi auguro abbia ponderato e abbia avuto anche delle evidenze tali da portarlo a fare questa scelta. Non posso credere che l'abbia fatto solo per motivi politici, cioè, adesso a prescindere da tutto, perché non voglio crederlo, nel senso non voglio crederlo che ci sia una strumentalizzazione da questo punto di vista. Evidentemente c'erano dei motivi per farlo. Vorremmo evitare Io però proprio che venisse dico solo una cosa, perché per evitare la strumentalizzazione va probabilmente chiarito il perché in maniera molto limpida e va detto c'erano segnali sovversivi, c'era il pericolo che qualcuno si infiltrasse e facesse casino. Evidentemente per la manifestazione, quella che c'è stata già contro la prima partita Italia-Israele, non c'erano questi segnali, non è successo nulla, è andato tutto ovviamente in maniera pacifica. Io invito sempre a non strumentalizzare qualsiasi cosa, perché sennò allora invito anche l'avvocato Soramelli a ricordare la bomba carta che è stata buttata contro Alessandro Di Battista, un ex parlamentare di questa Repubblica chiamato prostituto di Hamas. Ecco, solo perché ovviamente sta difendendo quelli che sono i diritti di bambini e civili in Palestina e a Gaza. Quindi è evidente che non è sempre da una parte il male, è evidente che non è sempre da una parte e quindi è inutile che continuate, perché francamente delle polemiche politiche su certe strumentalizzazioni mi sono sempre tenuto fuori a dire è la destra che incita l'odio, è la sinistra che incita l'odio. La politica non dovrebbe incitare l'odio. La politica è anche quello di un ministro della Repubblica che va davanti a un ex ministro
Ministro della Repubblica va davanti alla sua casa a dire mi prudono le mani, per fortuna che non l'ha trovato in casa. Allora, queste sono incitazioni di violenza. Allora, queste sono minacce. Sì, anche quello queste che è successo ieri in Parlamento. Allora è tutto. Cosa è successo ieri in Parlamento? Cosa è successo ieri in Parlamento? Sì. Viene approvata la riforma sulla giustizia. Che è molto utile per queste cose. Allora, è tutto utile, cioè non è che il governo deve occuparsi di una legge, c'è una riforma, bene, c'è un percorso istituzionale, bene, la riforma della giustizia è passata, bene, abbiamo visto i deputati Dem che si sono scagliati contro i ministri della Repubblica e si è sfiorata la rissa. Sì, allora dico, confronto è di speranza, è un dilettante. Per chiedergli cosa? Sì. No, per chiedergli cosa, lo sa per cosa si sono scagliati? Sono andati sotto i banchi a chiedere di parlare di Gaza. C'era il vice premier Tajani presente, che stava festeggiando per la riforma appena passata, era tutto sorridente, i parlamentari gli avevano chiesto un'informativa su quello che sta succedendo a Gaza, lui si è rifiutato. Questa è l'aggressione parlamentare. E scendi dal banco dei deputati per andare fisicamente con il come pugno? È già sceso. Allora, pugno? Se questo... Quale pugno? Pugno? Abbiamo visto i video, si è sfiorata la rissa. È successo esattamente il contrario, è arrivato uno di Forza Italia contro uno del Movimento 5 Stelle a dirgli te meno. Allora, forse c'è un'altra telefonata, vediamo un attimo se c'è... Siamo sempre là, se stiamo a vedere chi è più violento andiamo bene. Lo dico, che non bisogna puntare la bagarre mi pare che però sia scoppiata anche dopo le dichiarazioni, almeno quello che leggevo, di Salvini sulla hanno su aumentato la sicurezza a Tajani e a Salvini. La Premier ce l'ha già a livello massimo, l'hanno alzata anche ai vice Premier per le costanti minacce che ricevono. Quindi io sono contro un clima da chiunque venga, da qualunque parte provenga. Solo una cosa, quando dicevo non dobbiamo strumentalizzare, ieri sera a 20 metri, 50 metri da Pordenone Legge c'è stata una rissa che ha coinvolto 4 studenti, feriti, sangue per terra, tutto quello che vogliamo. Dove? A Pordenone. Nel Bronx, allora, certo. Vi facciamo delle immagini. Si chiama quel quartiere Bronx. Sì, vabbè, ma è lì che si fa Pordenone Legge. Però specifichiamo che non c'entra Pordenone Legge. No, ma dico, ma per dire che era lì vicino, quindi si chiama così di Pordenone. Una delle zone che in questo momento dovrebbero essere più attenzionate anche dal punto di vista della sicurezza. Ma è Pordenone. Allora, se vogliamo fare una manifestazione anche a Pordenone, prima o poi la faremo, perché non è la prima rissa che succede nel centro di Pordenone, no? Prima dell'estate, no? Sì, ma appunto, allora vuol dire che il problema non è l'amministrazione comunale, io questo continuo a dire, è inutile che continuiamo a fare, contrapposizioni politiche e di questa e di quella la colpa, perché la colpa qui ce l'hanno da Palazzo d'Aronco fino a Palazzo Chigi fino a Bruxelles, perché di responsabilità abbiamo la foto, la possibilità di far vedere la foto, un passo avanti, però allora se voi manifestate contro voi stessi è anche ridicola la cosa. Ma non è una manifestazione contro, anche questo è un grandissimo equivoco, è una manifestazione bisogna leggere, era una manifestazione contro la violenza per chiedere sicurezza. Dopo vediamo quello che è successo a Pordenone Legge. La si chiede a tutti la sicurezza. A Trieste uguale, A Trieste uguale. Vediamo un attimo però la foto che prendiamo dall'online del Messaggero Veneto. Trovate la notizia sul Messaggero Veneto con tutte le informazioni a questa foto. Guardate il bus, che peraltro è anche abbastanza grande, e si è ribaltato su un lato. Immaginate l'urto, ma più che l'urto probabilmente il tentativo sarà sbilanciato con un tentativo di manovra per evitare, quindi si sarà abbattuto su un lato. Vedete l'auto sullo sfondo, che è quella coinvolta nell'incidente, e sono 4 i feriti, come ci ha confermato il sindaco di Trepogrande Sara Tosolini, 2 bambini, l'autista e l'accompagnatore alta velocità del bus. E qui siamo ad un incrocio, come si può capire abbastanza agevolmente, vedendo anche come sono disposti i mezzi dei soccorsi dall'altra parte. In questo incrocio, a questo punto possiamo dire una mancata precedenza, avrà causato, però vedremo, insomma, senza che ci addentriamo in ricostruzioni che non ci competono. Quello che ci compete è darvi le informazioni, sperando di potervele dare con buone notizie sulle condizioni dei feriti. 2 sono stati trasportati in ospedale in elisoccorso. Si tratta di 2 bambini delle scuole
elementari e delle scuole medie di Treppo che vengono prelevati da questo servizio di scuolabus per essere portati a scuola. Questa mattina purtroppo poco prima delle 8 l'incidente che vi stiamo mostrando in questa foto del Messaggero Veneto. Ci torniamo dopo. Vediamo di nuovo le immagini di Pordenone, vi ho interrotto e questo è quello che è successo a Pordenone e come è successo ieri sera, non c'entra nulla Pordenone Legge, però vi volevo far vedere anche il servizio su quello che è accaduto a Federiga l'altra sera, mercoledì sera, in occasione della inaugurazione proprio del festival, quando per un attimo si è parlato anche del caso di Kirk, dell'attivista di destra ucciso negli Stati Uniti. Vediamo. Che è stato ammazzato perché esprimeva delle idee. E purtroppo questo è il sintomo. Civiltà a cui stiamo incontro, nemmeno di fronte alla morte c'è il rispetto della persona ammazzata, e questo mi preoccupa. Fischi e borbotti di una minoranza del pubblico subito dopo coperti dagli applausi a scena aperta per il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che scuote la platea di Pordenone Legge. È accaduto ieri sera quando Fedriga nel Tempio della Cultura ha scelto di non pronunciare, per di più a braccio, il solito discorso di circostanza, ma lanciare un messaggio che è un appello alle coscienze sulla libertà. Chi la pensa in modo opposto a me, io farò di tutto perché quelle idee le possa esprimere e ovviamente mai gli deve essere tolto un capello, perché nel dibattito e nel confronto sta proprio la costruzione della libertà e della libera idea. Lo shock per la morte di Charlie Kirk e la fragilità della libertà di espressione. Chi accenna a una contestazione si aspettava forse nuove parole sulla tragedia del Medio Oriente. Perché guardate, una volta può capitare a chi la pensa in modo opposto, poi può capitare a chi la pensa allo stesso modo, e allora la libertà è scomparsa definitivamente. E allora il diritto di parola è scomparso definitivamente. Allora riaccettiamo o riniziamo a riaccettare il confronto franco, anche duro, ma nel rispetto dell'individuo. Perché libertà è lo stimolo di Fedriga e difendere la possibilità di esprimersi, anche per chi la pensa diversamente da noi. Anche a chi vorrà esprimere idee, come alcuni, fortunatamente una minoranza lassù, io vi difenderò. Quando esprimerete le vostre idee vi difenderò finché possiate esprimerle. Quando esprimerete le vostre idee vi ascolterò e se non condivido dirò che non le condivido e cercherò di spiegare le mie motivazioni, ma vi difenderò, perché questa è la differenza tra chi parla di libertà e chi promuove la libertà. A me piace per promuoverla. Grazie. Allora, questo è quello che ha detto Federica, la risposta di parte del pubblico con mugugni, fischi e un'altra risposta con gli applausi. Insomma, si sta comunque un po' anche strumentalizzando tutta questa vicenda a beneficio di questa o di quella posizione politica. Ma ripeto, dovremmo metterci a giudicare se fosse il caso di citare quel caso o meno, ma è inutile, è successo, ripeto, io sono contrario alle manifestazioni contro, soprattutto quando ovviamente parla qualcuno, è giusto che parli, esprima la sua opinione e poi si possa giudicare anche a posteriori, si può fare tranquillamente, però siamo sempre lì. Se siamo quelli che vogliono garantire la manifestazione di pensiero, dobbiamo garantirla anche a chi non è ovviamente d'accordo con quello che stava dicendo il Presidente, ha manifestato in quel modo con fischi, rumori, perché poi sembrava chissà cosa fosse successo, sì, qualcuno che rumoreggia dal pubblico, credo che dobbiamo decidere se ha diritto di farlo o non ha diritto di farlo e come ci si deve comportare. Ripeto, tutti quanti possono avere delle opinioni e quello che è successo poi, sì, poche ore dopo, come dicevamo prima, di quella rissa che avete dimostrato, ci tenevo ovviamente a dirlo, non c'entra niente con queste immagini, non c'entra niente con la manifestazione, è successo lì e prendevo quello come riferimento proprio perché è una delle evidenti zone in questo momento più attenzionate della città e quindi se c'è un problema di sicurezza, di risse di strada, dobbiamo andare a monte,
giustamente, anche come diceva la signora Adriana prima, se ci sono persone che girano senza un lavoro, senza una prospettiva, lei dice senza documenti, quindi va bene, clandestini, tutto quello che vogliamo, e non riusciamo a gestire queste cose, abbiamo un problema a monte, che non può riguardare solo un comune o un'amministrazione, tant'è che ce l'abbiamo a Trieste, ce l'abbiamo a Pordenone, ce l'abbiamo a Udine, ce l'abbiamo dappertutto, quindi non è, diciamo, solo colpa del governo, non può essere solo colpa di un questore, di un prefetto, però sono tutta una serie di cose che ce lo diciamo da quanti anni. Io continuo a ribadire, la Lega Nord governa questo paese dal 2021, voi governate dal 2022, sono passati 3 anni, benissimo, ok? La Lega Nord c'era anche prima col governo Draghi, c'era anche Forza Italia e hanno governato per 4 anni. Nell'ottobre 2021 a Udine chiudeva l'unico McDonald's che è stato aperto in questa città, in via Roma. Sì, me lo ricordo benissimo. E c'erano problemi anche di sicurezza, avranno avuto anche problemi economici loro, va bene, c'erano problemi di sicurezza. Chi governava nel 2021 a Udine? Governava De Toni, governava Marchiolo, governava il Movimento 5 Stelle, c'era Conte, chi governava? E c'erano gli stessi problemi, sono passati 4 anni, cosa è cambiato? Che non abbiamo un McDonald's a Udine, i McDonald's li aprono dappertutto, ce ne sono 7 nella nostra provincia, o quanti sono? A Venezia ce n'è uno di McDonald's. Con 10 milioni di turisti all'anno, noi ne abbiamo 7 in tutta la provincia, a Udine in centro non c'è. Io piuttosto che McDonald's preferirei tutelare anche i piccoli commercianti, cioè McDonald's va alle spalle coperte da ingrande. Sì, no, certo, ma insomma apre. Da dove partiamo? Partiamo da quello che ha detto giustamente Federica, e ha fatto bene anche a ricordare l'omicidio di Kirk a Pordenone Legge. Che cos'è Pordenone Legge? È una manifestazione culturale che ha ad oggetto quindi la promozione della cultura attraverso i libri. I libri altro non sono che scritti che manifestano un pensiero, che raccontano storie, e quindi era giusto il contesto di Pordenone Legge, perché altrimenti dobbiamo pensare che il libro è solo quello o l'ebook o fogli di carta. In realtà i libri sono una manifestazione di un pensiero, e quindi nella manifestazione che ha a oggetto i libri e quindi la manifestazione di pensiero, il nostro governatore ha ricordato che un uomo, un padre di famiglia, è stato ammazzato per i pensieri che manifestava, e questo penso che sia grave, così come sono stati gravi i commenti, no? Un giorno felice, uno in meno. Non penso che sia un pensiero democratico, ecco, e quindi sì, anche la manifestazione pro palla. L'anno scorso non è successo niente. A distanza di un anno, così come è aumentata l'escalation del conflitto in Medio Oriente, perché si è innalzato, è oggettivo, ok? C'è una catastrofe umanitaria in corso. Io non dico genocidio, perché il genocidio, lo dice una commissione dell'ONU, che potremmo discutere anche la sua commissione. Per me non è genocidio, e rivendico il diritto a dire che quello che succede a Gaza non è un genocidio. Non può essere un genocidio quando Israele avvisa, manda i farmaci, manda gli alimenti. Comunque lasciamo perdere, questo è il mio legittimo pensiero. In ogni caso, proprio perché io non sono una di quelle che sventola la bandiera della Palestina ogni 2x3, qualcuno mi dirà che sono complice del genocidio e sono sionista, come è successo a Pisa, dove un professore si è rifiutato ed è stato mandato in ospedale. Allora questa non è manifestazione di un pensiero, questa è aggressione, questa è violenza pura, e siccome c'è stata un'escalation, francamente da cittadina udinese io sono molto preoccupata per le annunciate manifestazioni pro PAL, perché anche il loro livello di violenza è aumentato, perché davanti alla Leonardo hanno aggredito, ripeto, un giornalista, perché c'è gente che va negli aeroporti con le bandiere della Palestina a dare contro agli israeliani che sbarcano in Italia, che sputano contro gli ebrei. Questa roba qua è violenza. Abbiamo un altro aggiornamento sull'incidente. Dovrebbe essere al telefono Omar Costantini dal Post, ha raggiunto anche lui il luogo dell'incidente. Omar? Sì, eccoci.
Sì, allora sono proprio sul punto esatto dove è venuto questo incidente che ha coinvolto lo scuolabus. Sono una ventina circa di ragazzi, i bambini, 21 per la precisione, sono proprio con il dirigente scolastico che ti sta sentendo proprio in presa diretta. E allora ci può fare un attimo il punto della situazione? Sì, il pulmino è portare il bambino a scuola come ogni giorno, arrivati in questo bivio fra Buio e Treppo c'è stato uno scontro con un'altra automobile e purtroppo il pulmino si è ribaltato rischiando di provocare delle conseguenze serie. Invece per fortuna quando mi hanno avvertito sono arrivato qui ho controllato di persona che c'erano sì dei feriti lievi, un ragazzo, un bambino che ha avuto la frattura di un braccio, un'altra educatrice, penso pure lei, lo stesso sta in portellino, stiamo con lei soccorso, però grazie a Dio non c'erano delle conseguenze irreparabili, sono cose superabili e quanto prima chiameremo tutti i bambini insomma insieme per appena passata la paura per rincuorarli, insomma passare un qualche momento di gioia con loro. Ecco, possiamo dire che la notizia ha fatto subito il giro dell'intera zona, proprio perché insomma è successo poco prima delle 8 di questa mattina, appunto come ci diceva adesso il dirigente scolastico, che si chiama, scusi che non lo Francesco Candido. Ecco, ringrazio solo Francesco Candido, dicevo, per fortuna alla fine solo danni materiali, tanto spavento, questo purtroppo è da dire. Un paio di feriti lievi che la cosa più importante è stato scongiurato dei problemi veramente seri che nessuno mai Concordo sul tanto. Io dico che è un miracolo, se si avvicina molto al miracolo, diciamo così. Tra l'altro va detto, Alessandro, che siamo in un punto un po' particolare per quanto riguarda, anche si esce da Buia, poi facciamo a confine tra i comuni di Treppo Grande e Buia, è una strada anche abbastanza trafficata vista l'ora, e c'è questo lungo rettifilo che si innesta verso appunto Treppo da Buia e probabilmente, tra l'altro purtroppo va sottolineato anche teatro di diversi incidenti da queste parti, ma quello che conta, ripetiamo, ci sono lievi feriti, 2-3 persone sono state trasferite in ospedale a bordo dei di soccorso a titolo precauzionale, ma quello che conta, per fortuna nessuno è in pericolo di vita, tanto spaventa. Tra l'altro sta arrivando anche il sindaco di Buia, lo facciamo proprio al volo in diretta. Ringraziamo intanto il dirigente scolastico che cortesemente insomma si è fermato visto la delicatezza. Buongiorno sindaco, lo vediamo subito sul posto, chiaramente la notizia ha fatto subito il giro dell'intera zona, no? Sì, ho saputo da poco appunto che c'è stato questo incidente grave perché comunque ha coinvolto un'autovettura ma soprattutto anche un pulmino dove insomma ci sono molti bambini che usufruiscono di questo servizio. Fortunatamente dalle prime notizie non ci sono feriti gravi, almeno così risulta, ed è la cosa più importante. Naturalmente immagino bambini spaventati e sicuramente qualcuno avrà anche qualche conseguenza, no? Qualche conseguenza che appunto lo shock verrà risolta e saranno sicuramente sotto shock, e come lo siamo comunque anche tutti noi a vedere questo incidente e a immaginare anche quello che che sarebbe potuto accadere con conseguenze ben peggiori. Grazie Silvia, chiaramente la lasciamo tra poco. La bloccherò un attimo anche per fare il punto della situazione, e per quanto riguarda, sentiamo proprio al volo in diretta, eccoci qua, il sindaco di Treppo e anche l'assessore di Treppo. Allora abbiamo sentito la sua collega di Buia, anche da parte sua, siete subito giunte sul posto. Assolutamente sì, quindi di grande preoccupazione, di grande tensione, che per fortuna si sono realizzati solo 2 codici gialli e anche del consulente delle comunicazioni. Di preoccupazione, quando si tratta di bambini ovviamente tutti sono molto preoccupati e la prima nostra volontà è per metterli in sicurezza e chiamare tutti i genitori per rassicurarli che nonostante visivamente l'impatto sia importante, perché vedere un pulmino vuol dire che l'impatto è veramente molto importante, per fortuna le cose gravi non sono. Bene, anche da parte del suo assessore, subito sul posto, l'importante
tranquillizzare le famiglie dei bambini coinvolti, tutti stanno bene, per fortuna un grande spavento alla fine. Sì, un grande spavento, non sono intervenute ovviamente immediatamente, noi siamo un piccolo paese, quindi la comunità è molto ristretta, abbiamo iniziato tutti a chiamare io e i genitori, insomma i genitori che non erano ancora arrivati sul posto, al momento sono stati tutti riaccompagnati con le famiglie o presso l'ospedale chi aveva bisogno di un accertamento, ma per fortuna nulla di grave. Emotivamente i bambini hanno capito che insomma queste cose possono succedere, per fortuna erano tutti allacciati con le cinture e quindi la sicurezza era fondamentale. Devo dire che grazie anche all'accompagnatrice non ci sono stati, ha cercato veramente di aiutarli a uscire, perché insomma il suo braccio rotto è dovuto anche al fatto che ha cercato di rompere il vetro per i bambini. Allora questa è la situazione, ulteriori dettagli vi rimandiamo a Friuli in diretta a partire dalle 12 da Treppo Grande tutto per la linea per la partecipazione di Sveglia. Romara, se mi senti ti comunico che arriverà tra poco Emanuele Sergi per darti supporto video e andremo avanti con la diretta dalle 10 in poi, sarà edizione straordinaria del telegiornale, anzi già da adesso come vedete abbiamo modificato la grafica perché vogliamo seguire in tempo reale quello che è successo. Andiamo un attimo in pubblicità, poi faremo ancora qualche battuta con Ester Solamel e Cristian Zergo, poi proseguiremo con la rassegna stampa e in attesa ovviamente di avere in diretta Omar Costantini dal luogo dell'incidente dove uno scuolabus si è scontrato con un'auto. Avete visto la foto del quotidiano del Messaggero pubblicata sulla edizione online, ci sono dei feriti, bambini ed anche l'autista e l'accompagnatore che erano a bordo con loro sul mezzo che li stava accompagnando a scuola fra Treppo Grande e Buia. A tra poco, andiamo un attimo in break. Di nuovo in diretta ancora per qualche minuto con i nostri ospiti e con la rassegna stampa, ma siamo di fatto già in edizione straordinaria per raccontarvi quello che è successo fra Treppo Grande e Buia. Uno scuolabus si è ribaltato dopo uno scontro con un'auto, feriti 3 bambini, poi un autista e l'accompagnatore, un insegnante, quindi i feriti salgono a 5 rispetto alle primissime informazioni che abbiamo dato. Alcuni sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Torniamo un attimo adesso sui temi del dibattito politico e chiedo alla regia di preparare il servizio sulle dichiarazioni di De Toni a Ring, così in base a quello che ha detto il sindaco faremo un po' il botta e risposta anche qui in studio sulla lunga intervista che ha realizzato Giorgia Bortolossi per Ring, che è andato in onda mercoledì sera sulla nostra emittente. Vediamo il servizio. Non è vero che Udine è abbandonata a se stessa, nonostante tutto questo succedono episodi del genere e quindi non basta mai. Voglio assicurare ai cittadini che tutte le forze dell'ordine stanno facendo il loro dovere. Non diamoci la zappa sui piedi, questo è il messaggio che De Toni vuole veicolare alla cittadinanza, ma soprattutto all'opposizione in Consiglio Comunale. Creare alone nero intorno a Udine e sulla sicurezza non fa il bene comune. Allora partiamo dall'inizio. Allora, questa manifestazione nasce da un episodio grave che è successo di accoltellamento. Su questo episodio però sta ancora indagando la procura e su cui c'è una richiesta di riservo. È partita la manifestazione, che comunque è sempre legittima, la manifestazione dei cittadini. Il riferimento è chiaramente alla marcia organizzata per venerdì 19 settembre da Eddie Speranza con adesione di Udine Sicura, prima dei 2 scossoni che hanno portato alla trasformazione della marcia in un flash mob e poi perfino alle dimissioni di Federico Malignani dalla presidenza del comitato. Mentre insomma Malignani comunque ha un suo stile, il suo senso civico. Anche la volta scorsa ci siamo incontrati a fine manifestazione in Sala della Loggia, abbiamo avuto un atteggiamento di costruzione comune della sicurezza. Questa volta ci sono stati appunto degli eccessi e per cui addirittura Malignani ha deciso di dimettersi. Il prefetto e il questore hanno deciso di trasformarla da corteo a sit-in. Incertezza anche sull'invito poi rimangiato per il sindaco che il primo cittadino ha commentato così durante la lunga intervista che ha aperto la puntata di Ring.
mi aveva invitato, ma neanche il tempo di rispondere, e di esperienza ha detto che non ero gradito, e quindi a un certo punto non c'erano più le condizioni per esserci. La sicurezza è una questione seria, vera. Voglio dire che noi abbiamo confermato tutte le azioni che aveva fatto la giunta precedente, anzi le abbiamo aumentate. Se un turista deve venire in città e si afferma l'idea che la città non è sicura, ci stiamo dando la zappa sui piedi, quindi bisogna stare ben attenti a innescare questi circoli viziosi. Quindi un conto sono i comitati spontanei, un conto sono le forze di minoranza che dovrebbero essere più attente a non cavalcare la tigre. Allora, partiamo da quest'ultima considerazione. Il sindaco ne fa un po' una questione anche di, come dire, di immagine, meglio che non, cioè, non se ne deve parlare per non rovinare l'immagine della città. Sì, allora il sindaco dice che l'opposizione non deve cavalcare la tigre, Venanzi dice che bisogna cambiare narrazione per quanto riguarda le attività economiche. Allora sì, non vorrei che invece passasse il concetto di nascondere i problemi sotto il tappeto, quindi ecco, l'opposizione fa l'opposizione, sarebbe anche ora che la maggioranza desse lezioni su come l'opposizione deve fare il proprio mestiere, no? Perché a volte si ha la sensazione che nascono col ditino puntato per fare prediche, non è il caso. Per quanto riguarda il sindaco, allora, e anche mi ricollego a quello che diceva Sergo, io penso che se ognuno facesse il proprio dovere, si assumesse le proprie responsabilità, sarebbe già un passo avanti. Allora il sindaco ha le responsabilità che la legge gli attribuisce, quindi non è vero che il sindaco non c'entra con la sicurezza come spesso succede, c'entra e come, tant'è che fa parte del comitato per l'ordine e la sicurezza, perché altrimenti, ripeto, è invitato per cortesia. Siccome così non è, ma è invitato perché fa parte delle istituzioni deputate a garantire la sicurezza, gli compete la sicurezza. Il sindaco ha sotto di sé il corpo della polizia locale, allora dice abbiamo fatto ancora di più di quello che aveva fatto la giunta Fontanini, e infatti hanno aperto un altro presidio al quartiere Aurora, che però è sempre chiuso, come quello in via Leopardi, e con la polizia locale che ha minacciato lo sciopero. Adesso l'hanno ritirato perché il prefetto si è reso mediatore tra comune e tra i sindacati della polizia locale. Scopriamo che la polizia locale non ha le dotazioni minime di sicurezza, quindi intanto pensasse al suo comando. Poi, se non basta, è il sindaco che dovrebbe farsi portavoce delle istanze dei cittadini. Se i cittadini scendono in piazza e rivendicano una maggiore sicurezza, il sindaco dovrebbe essere insieme a loro, casomai, no? Ecco, e infatti dal sindaco era arrivata una sorta di benedizione per questa manifestazione, nel senso, diciamo che dopodiché abbiamo visto che l'organizzatore ha detto contro, però io francamente lancio un appello agli udinesi: siccome siamo noi i protagonisti di questa città, chi vuole stasera partecipi al sit-in, al di là degli inviti, non inviti, dei veti o non veti dell'organizzatore. Siamo noi che rivendichiamo una maggiore sicurezza, pertanto sarà una manifestazione statica, sit-in, ma resta valida, non è stata annullata, e così come non è stato annullata e non può venire vanificata la richiesta di maggiore sicurezza. Pertanto questo è il messaggio di tutto quanto. Nessuno aveva intenzione di fare spedizioni punitive. Ma come detto, non è questione di cavalcare i tigri o gatti. Qua il problema, ripeto, è capire che effettivamente un problema diciamo c'è. Prima chi è intervenuto al telefono diceva che stavo minimizzando i casi. No, io ho detto che ci sono i casi, che probabilmente sono più amplificati di quelli che c'erano anche prima, che non vuol dire che ce ne sono più adesso rispetto a prima, e non vuol dire che ce ne sono meno adesso se uno dice che i casi ci sono, ma che vengono costantemente testimoniati anche grazie ai social, e arrivano, diciamo, di più nelle case delle persone grazie a questi strumenti. Quindi, ripeto, se i problemi li avevamo 5 anni fa, quando in via Roma si trovava
di tutto. Adesso si trova in via Leopardi, si è spostata la via in tutta la città. Sì, diciamo via Roma, il quartiere, insomma, si è sparsa in tutta la città, cioè è peggiorata. Se c'erano anche prima queste difficoltà, ci sono ovviamente anche adesso, probabilmente ci saranno anche domani, però non dobbiamo abituarci al fatto che ci siano. Per quello, torno a dire, la polizia locale, se gli si chiede di sostituirsi alle forze dell'ordine perché abbiamo un problema di organico delle forze dell'ordine, della polizia e quant'altro, e chiediamo alla polizia locale di munirsi di pistole, di fare cose che magari non dovevano essere, no, nei pensieri di chi ha inventato la polizia locale, è evidente che poi gli stessi operatori di polizia locale dicono o noi facciamo una cosa o noi facciamo un'altra, altrimenti siamo pochi anche noi, e quindi dobbiamo rivedere l'organico. Sono formati. Sì, ma gli oggetti, tu puoi avere 10 pistole da dare ovviamente a queste persone, ma se ne chiedi a 20 di intervenire, sempre 10 pistole hai, allora è ovvio che ne avrai di meno. No? La polemica sul taser, che però è in dotazione. È in dotazione, ma non sono scadute le certificazioni o sono pochi, insomma. No, perché ricordo che c'è stata una manifestazione in centro a Udine dove la polizia era presente con uno stand, la polizia locale, era quella dove c'erano anche, se non sbaglio, i giochi da tavolo, ma la polizia partecipava per mostrarsi anche ai bambini, per mostrare la sicurezza stradale, i segnali. C'era anche uno stand in cui si facevano vedere tutte le dotazioni di sicurezza. Mi pare che ce ne fosse la telecamera, quella lì, la bodycam, c'era il taser e la pistola no, perché non era il caso di farla vedere ai bambini, però voglio dire, le dotazioni ci sono. Se mancano le certificazioni, se non sono omologati, cioè anche questo è un tema. Quali risorse hanno? Allora il sindaco vada a vedere la polizia locale che dotazioni ha, poche, tante, a norma, non a norma, c'è un problema, lui dovrebbe farsi carico dicendo cosa vi manca, cosa posso fare per farvelo avere, apro dei presidi in quartiere Aurora e aperto un'ora, che senso ha? È uno spreco di denaro pubblico, per dire che cosa? Che lui ha fatto più di Fontanini, che senso ha avere 2 presidi della polizia locale vuoti? Non ha fatto di più, cioè è una bandierina, la sicurezza partecipata, ma sarà una roba seria. Controllare i documenti di Schengen e dire abbiamo bloccato la rotta balcanica, no? Allora, se noi poliziotti li mettiamo a fare cose inutili, è inutile che ci lamentiamo poi se la nostra polizia locale deve sopperire alle forze dell'ordine. Per quello dico, c'è un problema generale. Può essere, allora, se si vuole imputare a questo sindaco di aver sottovalutato la questione, non lo so, poi ad esempio, io non posso sapere cosa fa dalla mattina alla sera il sindaco, non sono neanche in maggioranza a Udine, non mi interessa ovviamente quello che fa. Se gli vogliamo imputare questo, che è la stessa cosa che gli possiamo dire anche sulla sanità, benissimo, il sindaco di Udine non si occupa della sanità, perfetto, chi gestisce la sanità? La regione Friuli-Venezia Giulia. Allora, sì, perché poi è la stessa cosa, è identica cosa. Allora, se il sindaco deve, per garantire i cittadini e la sicurezza dei cittadini e la sanità dei cittadini, dire a chi dovrebbe fare le cose di farle, allora possiamo dire, possiamo giudicare se questo sindaco lo stia facendo oppure no. Questo è. Ci fermiamo. Un flash. Delle immagini. Allora, sulla sanità, nella campagna elettorale De Toni, ce lo ricordiamo, no? Vonde silenzio sulla sanità. È il sindaco più muto che abbiamo sul tema della sanità. Più che però viene gestita da altri. No, ho capito, però in campagna elettorale. Non è che lui può scegliere di aprire allora o di fai a meno in campagna elettorale. Assumerli, eccetera. Vonde silenzio, ripeto, muto è, non solo, ma dirò una cosa di più. In campagna elettorale dire blocco navale, aumentare e raddoppiare gli immigrati che entrano in Italia. Fai a meno, no? No, il blocco navale c'è, sono diminuiti gli ingressi e sono aumentati i rimpatri. Vabbè, vedetevi il cruscotto del Ministero dell'Interno. Flash, per quanto riguarda, ripeto, De Toni, siccome ecco le immagini che arrivano. Ecco, il centro-sinistra dice no, dobbiamo implementare il welfare, dobbiamo agire sul disagio sociale. Che dia una svegliata al suo assessore. Cosa sta facendo Gasparin? Perché se la sicurezza la contrasti anche con il contrasto, ripeto, al degrado sociale, al degrado a volte anche umano, c'è un assessore che ha una delega che non la sta esercitando. Adesso andiamo facessero il loro mestiere, se non servono possono anche andare. Vi ringrazio per essere stati qui anche fino ad un orario abbastanza prolungato rispetto al solito, sono le 10, noi andiamo avanti ancora con l'edizione straordinaria, approfittiamo anche della copertura di queste immagini, intanto gli facciamo
facciamo vedere Ester Solamella e Cristian Zergo per salutarli e ringraziarli, e poi con le immagini che io vi commento e che tra un po' commenteremo insieme a Mauro Costantini diamo la possibilità di abbandonare lo studio. Grazie, vi chiedo scusa per le continue interruzioni, ma c'era il caso di cronaca, c'è il caso di cronaca da raccontare.